Un Akragas sornione, specie negli ultimi 20 minuti, alla meglio di uno Sciacca volenteroso, combattivo e a tratti voglioso di prendersi l'intera posta in palio. Ad un primo tempo sicuramente di marca verde-nero si è contrapposto un secondo che ha messo in evidenza la tenacia e lo stato di grazia del giovane etneo biancazzurro Giuffrida. Dal suo piede infatti sono partite le azioni che hanno permesso alla squadra di Pippo Anastasi di superare lo Sciacca e guadagnare l'intera posta in palio. Il vantaggio biancazzurro porta la firma di Costantino che realizza dagli 11 metri un ineccepibile calcio di rigore per atterramento in piena aria di Ferrigno da parte del portiere d'Amico. Immediata la reazione dello Sciacca, che un minuto più tardi sfiora il pari con De Giovanni. Nel secondo tempo l'Akragas entra in campo con uno spirito più battagliero e con Cipolla prima e Majorano dopo sfiora il raddoppio. Lo Sciacca non se ne sta a guardare e reagisce con alcune folate offensive. Al 55esimo Sant'Angelo va vicino al pari, ma la sua conclusione ravvicinata viene respinta distinto dal portiere Di Carlo che evita la capitolazione. Nulla poi invece al 60esimo il guardiapali bianco-azzurro sul forte diagonale di Idoyaga che ristabilisce le distanze. Si susseguono alcuni campi da ambo le parti, gli equilibri crollano, specie da parte saccense, e così grazie all'innesto del giovane Giuffrida l'Akragas va in rete nel giro di 3 minuti. La prima arriva con Lucas Corner che finalizza un'azione di contropiede dello stesso Giuffrida. La seconda è la perfetta fotocopia della prima con tocco finale del difensore Cipolla. 3 punti per iniziare bene, ma domenica sarà trasferta a Caltanissetta con la Nissa, che ha violato nell'anticipo del sabato il rettangolo di gioco della Parmonval. Per quanto riguarda l'unità Sisciacca, il giudizio è assolutamente positivo. Si è vista una squadra gagliarda che ha lottato a testa alta. Si inizia il campionato con una vittoria che dà morale, sono 3 punti importanti, la prestazione, ecco, così così, tutto sommato. Ma guarda, questo è un tipo di campionato dove chi incontra l'Agragas si chiude e gioca sulle ripartenze. Quindi se noi non abbiamo un attimino un po' di pazienza si rischia parecchio, parecchio. Però devo dire anche altrettanto che i ragazzi gli ultimi 35 minuti l'importanza della partita l'hanno capita. Quindi non possiamo trarre sempre il lato negativo della settimana scorsa, ma abbiamo superato il turno. Questa partita così così, ma abbiamo vinto 3-1. Adesso incomincia a essere la serie positiva, incomincia a essere bella sostanziosa, quindi è vero che ci sono tantissime cose da migliorare, tantissime, e faremo di tutto per migliorarle, ma non vorrei che ci scordassimo che questa squadra ha iniziato un percorso da 15 giorni. Se si dimentica quello, allora si può cominciare a parlare anche in maniera un po' più negativa, ma è come se noi oggi, questa è la prima uscita stagionale. Dopo 15 giorni, dopo 20 giorni si rivede una partita importante, dove è una partita di cartello perché è un derby, dove abbiamo incontrato una squadra ben messa in campo dal loro allenatore, una squadra che mi ha fatto una gran bella impressione, bellissima, complimenti anche a loro. Nel momento in cui lo Sciacca sembrava ecco, fare qualcosa in più dell'Akragas, ecco che proprio l'Akragas con l'ingresso di Giuffrida sembra aver cambiato passo. A Giuffrida lo conosco abbastanza bene, ma quella era una sostituzione che già avevamo preventivato. In questo momento ci sono degli elementi in squadra che non stanno al 100%, non c'è brillantezza, ma ripeto, per noi il ritiro sta incominciando a finire adesso. Io ho dovuto, insieme ai ragazzi, insieme alla società, siamo dovuti ripartire in una maniera diversa da come si parte in un vero ritiro. Quindi ci sta che le prime partite, le prime uscite, la brillantezza nei primi passi non ci sia, ma è una cosa che già l'abbiamo messa in preventivo. Inizio positivo, promettente, un'Akragas vittoriosa contro lo Sciacca, un buon risultato. Sì, diciamo che la nota più importante è il risultato e i 3 punti che erano importanti sia per la classifica e sia, diciamo così, per l'entusiasmo che si genera attorno a questo risultato. Devo dire che ancora la squadra ha bisogno di essere equilibrata, ci stiamo ancora muovendo sul mercato, domani arriveranno i 2 pedine importanti che secondo me completeranno, almeno daranno
diciamo così, un aiuto importante a questo organico. Un cantiere quindi ancora aperto, Sì, nell'interesse proprio dell'Akragas di una crescita sempre maggiore. Certo, ci sono alcune cose, alcuni reparti che hanno bisogno di un sostegno maggiore e ci stiamo adoperando in tal senso. Lo Schalke al campionato comincia con una sconfitta ad Agrigento, però una buona prestazione. Sì, la prestazione è buona, ce la siamo giocati alla pari con una squadra costruita per stare nei piani alti della classifica, quindi questo ci deve fare stare ottimisti. Poi nel nostro momento migliore abbiamo preso due contropiedi e abbiamo preso 2 gol. Merito all'Akragas, demerito nostro in quel frangente, però la squadra deve essere consapevole che stiamo lavorando bene perché ce la siamo giocati alla pari.